Andiamo a parlare sempre di lavoro in questa pagina dedicata proprio al lavoro e all'economia. 50.000 euro messi a disposizione dalla provincia di Venezia per promuovere l'inserimento di lavoratori socialmente utili negli uffici della Corte d'Appello. Alla firma del protocollo d'intesa, firmato questa mattina a Cacorner, c'era per noi Cristina Pagnin. Dare un lavoro a chi non ha più nemmeno la cassa integrazione e liberare il Tribunale dalle pratiche arretrate, riducendo i tempi lunghi della giustizia. Offre due vantaggi in un colpo solo la convenzione firmata oggi tra la provincia di Venezia e la Corte d'Appello. In pratica chi è iscritto alle liste di mobilità potrà fare richiesta al centro per l'impiego per lavorare 6 mesi negli uffici, nelle cancellerie o nelle segreterie giudiziarie della Corte d'Appello dopo un'adeguata formazione. I posti disponibili saranno una ventina. Rappresenta un'azione concreta per dare delle risposte, seppur limitate, quindi una goccia nell'oceano, al problema della cassa integrazione, ma ancor più è la dimostrazione di un sistema che si è, tra virgolette, evoluto, di rapporti tra enti, quindi istituzioni. Dimostrano che è possibile coniugare l'interesse sociale con quello del buon funzionamento della giustizia e quindi dimostrano che è un'aspettativa dell'utenza, del cittadino, quello che funzioni bene la giustizia. Con la firma di oggi inoltre si è rinnovata anche l'intesa che prevede rimborso spese per i 4 volontari dell'Associazione Carabinieri che ogni giorno prestano servizio negli uffici della Corte d'Appello. Grazie a loro sono già stati registrati 1.500 procedimenti penali. La situazione oggi è una situazione migliore di quello che potrebbe tragicamente essere se non fossero intervenuti queste novità. Sì, sono 3 in pensione, 3 carabinieri in pensione e più una ragazza figlia d'Armas, diciamo. Tutto lavoro gratuito? Sì, gratuito ovviamente, sì. Ecco, però un lavoro utilissimo perché in questi 6 mesi è stato fatto molto. Beh, naturale, sì, noi siamo anche onorati di servire anche nonostante in congedo, di servire ancora la giustizia, 1500 procedimenti in 6 mesi.